Le mani, le tacca a tremarmi tutte. Mi viene un groppio proprio qua in goia e non mi ricordo più cosa che vado a dire. Oh, ma è ora che sa recità, contami. Beh, sì, una volta il mega fatto un provino. Cioè, sarà una tragedia greca, non scherzi. Ma te hai provina come chi fa? Cesare Rosario. Ho avuto vedere che non ti si mi abbona a pregare. No, perché dismetto con le Ave Maria. Oh, mamma mia, bisogna spiegare che tutto a sta donna. Gli altri che mo domani col 5 dei per parte. Una volta che te gaito 5 Ave Maria con man destra e 5 Ave Maria con man sinistra, non te che presto dito Rosario. Oh, è vero! Allora 5 Ave Maria con la mano destra e 5 Ave Maria con la mano sinistra. Ma come faccio ad arrivare a 50 Ave Maria se sono più dirle le Ave Maria? Oh, conta, si Ortensia, conta! Dosina di uomini baracchi che dopo se ne viene voglia a provo tirare un sfoglio dei tagliadelli. Cioè, ma che se... Ma guarda cosa che ti fatto, sentivo spulsata da Rosa! Anna! Ho detto una parola e se la Cosa butto? Che il ferro viene tanto caldo. Ma cosa che sei qua? Ma Maria Vergine balbetto un camino. Ciao, magari un papagaio. E neanche vivo. E da dove rivio? Una storia è lunga. Mio marito che ha fatto un lavoro a un vecchio marinaio. E siccome sto qua non aveva Perché? palanche Perché? E che dà il Cosa veniamo qua? Mica per fame. Ma che se ancora la carne lesa e anche la lingua di manzo di ieri. Ma che se anche una teccia di verdure cotte è. Le verdure penso che le metto a scaldare, ma la carne la si sparia, non la trovo più. Ho la gamba del gatto. È rimasta solo la lingua di manzo. Ma mi non mangio la lingua che si sta dentro la bocca di una bestia. Piuttosto mi fa sadovi. Vedi io, da saggezza della zia Ortensia che sia anche a volte da imparare, perché la lingua che si sta in bocca è una bestia, mina magnaria mia. Ma dove? Chi viene fuori dal culo della gallina? Io sì, Laura, la vedo capire. Se perché siete solea, ma va bene. Però adesso che devo andare dai contesse, non sta a far sesti. Stai quieto, devo. Contessa Monza, vi serve ubi? Ah, contessa Isabella, arriverissimo. Sì, Palma, vai, dammene una dosina. Vai. Ecco, va, dico proprio giusti, signora contessa. Tutti parea, buoni, belli e freschi. Ecco qua, la guarda, 2, 3, 5, e 7, 14, 20, e 9, e femo 3, 4, 12. Ma sì, freschi di giornata. Sicuro, signora contessa, la guarda che de notte e megaine dorme? Anna, te sapessi... Cosa stai a fare? Ma te la mesa fate e poi si è primavera. Guarda, lo zero del mio marito che schifata. Sì, è vero. Maria Verga. Va, Anna, posso dire una roba? Se mica avesse 3 mani, lo ho detto Maria, non ti dico neanche cosa che faria. No, non si parlare, Lo so, mi cosa che deve fare i siti all'ora del mio marito. Vegna pure a sua moneta d'argento. Ma ora mica domando, non sai che per caso che serve una serva? Perché sai, mica variamo fio a pulcheria che se devo cercare lavoro e a vignaria qua volentieri a servizio da voi altri. Magari anche per poco? Quasi poco però, poarina.
Per poco niente. Beh, anche no. Ma che hai esperienza? Ah, beh, sicuro, signora contessa, se 3 anni che cerca lavoro. Che massa, anche bancariato ametosa. Non sei più tanto brava, avvocato, Setto cosa che mi ha detto. Mi ha detto che suo Marco aspettava, la continuava a bagnare patate e lui è nato gnocco. Ma che c'è una festa in maschera qua? Ah, ma chi sia di voi altre a contessa Monza? Elena? Oh, somiglia a contessa Elena. Oh, Ma lei chi sarissia? mi son la Nina da Venezia e sono venuta a 10ª. Oh, anche io pa decima. Eh. Ma sei una bressanca io. Ma che diritti Gaia? Oh, la sei una persecuzione. Un'altra 10ª. No, la 10ª. La sei la fioia del suo marito, il conte. Ah, ma come è possibile? Se non è mai venuto a Venezia. Ma a Padova, sì? Ah, adesso ho capito perché veniva sempre a Padova. Però Anna, Ma mi cosa... mi disaria che le contesse lega vinto la 10ª. Sì, Quella del conte!